Allora abbiamo titolato il governo delle larghe contese perché a parole insomma la situazione sembra essere abbastanza fluida. Silvio Berlusconi ha detto proprio oggi non c'è nessun problema per la formazione di questo governo, domani Letta prevede di sciogliere la riserva, forse anche di dare questa famosa lista dei ministri, però c'è anche chi è più pessimista e dice ma ci sono ancora molti problemi, ci sono ancora discussioni su alcuni ministri nei dicasteri chiave come l'economia e gli interni e poi insomma c'è sotto traccia, insomma c'è il solito scontro tra il diavolo e l'acqua santa, così potremmo chiamare questi due partiti che sono assieme in un governo, PD e PDL, e fino all'altro ieri se le sono date di santa ragione. Quindi ci sono i pessimisti anche in prospettiva e dicono per esempio cosa diranno sull'IMU, come faranno a mettersi d'accordo sull'IMU. L'unico che ha le idee molto chiare, o perlomeno insomma, che ha dato, non ha tergiversato oggi nelle dichiarazioni, è Beppe Grillo, che ha detto io proprio con questa mucchiata che ricorda il bunga bunga non voglio avere nulla a che fare. Quindi partiamo da qui, vediamo i veneti come la pensano. Allora, Alessia Bellon, come lei dal suo punto di vista cosa pensa che accadrà, no? Riguardo a quanto sta avvenendo nel governo? Ovviamente ne parliamo perché poi tutto quello che succede a Roma per il governo, per altri grossi temi sul tappeto, si riflette poi sul Veneto e sulle altre regioni, no? Sì, ciò che succede nella politica romana negli ultimi anni ha sicuramente un'influenza sul Veneto e fa sempre capire di più ai veneti quanto questa politica sia inefficace per dare delle soluzioni concrete. E appunto dai ragionamenti appena svolti qui dal rappresentante di PDL e PD dimostrano quanto ci sia un po' all'alzare le mani al cielo sul fatto di non sapere come potrà andare, quanto potrà migliorare la situazione, soprattutto qua in Veneto, dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie. Proprio perché c'è sempre questo delegare verso a un possibile governo, dei politici, a degli accordi elettorali o politici, delle soluzioni che non arrivano mai. E ugualmente anche adesso si citava il fatto di voler tagliare delle tasse per poter alleggerire la pressione fiscale, che è altissima, ricordiamo una delle più alte al mondo, senza però dire quali spese tagliare, perché poi l'Italia si porta dietro anche uno dei debiti pubblici più alti al mondo. Quindi ci troviamo all'interno di un sistema che io cito sempre, l'Italia è un Titanic che sta affondando. Quindi il fatto di dire non sappiamo come salvare il Titanic o non sappiamo come poter farlo galleggiare, poterlo fare ritornare su, no? È un po' è un temporeggiare rispetto a un affondamento che pian piano di una nave che sta scivolando verso il basso. Ecco, secondo me serve riportare una prospettiva concreta, cioè portare un'azione che sia subito, immediata, concreta, qui efficace per il Veneto. Ciò che soprattutto i sindaci possono toccare con mano, che è quello della riduzione ad esempio dei trasferimenti dello Stato, no? Ai propri comuni, che mette in ginocchio quasi tutti i comuni del Veneto, almeno io nell'ultimo periodo parlando con i sindaci sono disperati nel poter trovare delle risorse per poter offrire dei servizi dignitosi. Ricordiamo dei cittadini come quelli veneti che pagano le tasse, che versano i contributi sociali, che sono tra l'altro delle persone straordinarie che tutti i giorni tra l'altro si impegnano nelle associazioni di volontariato spesso per supplire a delle mancanze proprio dello Stato o degli enti locali. Ecco,
Qui mancano queste risorse e lo sappiamo quanto mancano all'appello i famosi 20 miliardi di euro ogni anno, che in realtà sono molto di più perché sappiamo che lo Stato, il Ministero del Tesoro chiede ai veneti di pagare 9 miliardi tra l'altro di euro di interessi sul debito che i veneti non hanno mai fatto, quindi abbiamo un fardello enorme e sappiamo che 20 miliardi di euro sono 4.000 euro a cittadino, quindi è più o meno un pasto al giorno che noi al posto di avere qui a disposizione nostra resta giù a Roma e non ritorna qua. Questi soldi sono soldi che potrebbero creare benessere qua in Veneto e invece non restano qua. Quello che noi diciamo è: chiediamo ai veneti in maniera democratica, e quindi lo chiedo anche ai suoi ospiti che sono qui stasera, cosa ne pensano di poter dare la parola ai veneti, di esprimersi in maniera democratica, legale e pacifica sul decidere del proprio futuro. Cioè vale a dire di dire ok, siamo in questa situazione, la situazione più terribile credo dopo il dopoguerra, senza prospettiva, perché ricordiamoci che questa situazione non è stata creata dall'ultimo governo Monti, dall'ultimo o dagli ultimi governi che ci sono stati qui, ma è una situazione che si protrae da più di 10 anni e questo lo dicono anche le ultime statistiche internazionali, che vede l'Italia fanalino di coda mondiale in termini di crescita. Quindi ricordiamoci che il Veneto, nonostante questo, nonostante sia in uno stato che è fallimentare, continua a crescere l'economia del Veneto, perché i veneti comunque non si disperano. Ecco, in una situazione del genere noi diciamo diamo speranza, diamo una soluzione concreta, è quello di sentire cosa i veneti vogliono fare, sentire i veneti che soluzione vogliono darsi. I veneti sono persone molto concrete, l'ho appena detto, sono persone che si danno da fare tutti i giorni nell'associazionismo, nelle proprie comunità, nel proprio lavoro, creano ricchezza, creano valore e secondo me delle persone del genere meritano l'ascolto, meritano essere sentite attraverso un referendum democratico che sappiamo che in questo periodo è tra l'altro in iter e in discussione proprio in Regione Veneto. Soprattutto qua a giugno, quando finiranno i fondi, come ricordava anche l'onorevole Rubinato, la situazione sarà ancora più drammatica e purtroppo, io dico purtroppo, questo porterà a un acceleramento verso una soluzione che noi auspichiamo che è una soluzione democratica e poi di crescita felice per il nostro Veneto. Per me è scandaloso avere un presidente di 88 anni, non per la sua capacità, ma per la sua età. Sentiamo su questo Alessia Bellona. Allora, abbiamo un presidente troppo anziano, bisogna guardare anche all'età oltre che al valore, alle qualità, o no? Certo, soprattutto se ci si aspetta da un presidente capacità di innovazione e di cambiamento. Questo secondo me difficilmente arriva da una persona di 88 anni, perché insomma ha già un carico di esperienza e probabilmente anche di magari di vedute, di pregiudizi, di limiti che derivano appunto frutto della sua esperienza, e non riesce appunto a vedere in prospettiva quello che come investire adesso per far crescere poi nel futuro. Volevo, così agganciandomi anche ai servizi che sono stati prima, che abbiamo visto a Treviso, che hanno consegnato le liste, anche noi domani presenteremo la nostra lista in comune, quindi abbiamo tutto pronto per andare appunto in municipio a consegnare la nostra lista di candidati. Domani tra l'altro bellissima festa per Treviso, perché è San Liberale, quindi patrono di Treviso, e lo festeggeremo poi a pranzo tutti insieme con i soci, tutte le persone insomma, che si stanno dando da fare per questa campagna elettorale. Sono molto contenta che il nostro impegno nei comuni in queste elezioni amministrative, proprio perché in questo periodo i consigli comunali si stanno impegnando, molti consigli comunali veneti, proprio nel dare forza al percorso di indipendenza del Veneto. Ricordo che proprio questa settimana altri due comuni hanno votato in sostegno della proposta di legge 342 che è stata presentata in Regione qualche settimana fa, quindi il comune di Gaglio ha votato a favore anche
il Consiglio Comunale di Segusino, che proprio il sindaco di Segusino è uscito sui giornali dicendo non si può morire d'Italia. Quindi serve una presa di posizione chiara, serve dar forza ad un progetto, ad un percorso democratico che, lo ricordo, è sostenuto con forza da Indipendenza Veneta, da tutte le persone che con noi manifestano e sostengono il nostro movimento, ma soprattutto è sostenuto trasversalmente da tutti i movimenti rappresentati in Consiglio regionale del Veneto, cioè vale a dire da Rifondazione Comunista, passando per l'UDC, il PD, il PDL, la Lega, proprio perché il benessere dei cittadini deve star a cuore a tutti. Quindi invito anche i sindaci che sono qui presenti questa sera a prendere in considerazione questa proposta, che è il sostegno a questa proposta, che è ancora un modo per affermare che è possibile qui decidere del proprio futuro e non aspettare che arrivi qualcosa in più da Roma, o aspettare che un governo possa o meno cambiare le sorti del declino in cui ci troviamo ora. Allora, a proposito di riforme costituzionali, Alessia Bellon, l'altro ieri sera c'era qui, dicevo, Manuela Dal Lago, che peraltro è stata candidata dalla Lega alla presidenza della Repubblica, poi è stata presidente della provincia di Vicenza, adesso è candidata a sindaco di Vicenza, ma lei diceva a Gianluca Busato di Indipendenza Veneta: ma guardate che voi avete un'idea, un sogno che io realizzerei anche subito, però c'è il problema della Costituzione, quindi non potete far pensare che si possa raggiungere questo risultato facilmente. Diceva Manuela Dal Lago. Diceva sì, Manuela Dal Lago. certo, perché lei cioè il percorso che propone Indipendenza Veneta è perfettamente legale e rispetta quello che dice la Costituzione italiana. Prima leggevo su un SMS che dicevano no, veneti andati uniti, compatti a Roma per far cambiare qualcosa. Cioè i veneti rappresentano veramente una piccola percentuale all'interno del Parlamento romano, no? Che ha adesso 945 parlamentari, credo, cioè alla fin fine so che le 3 o 4 regioni che trainano questo paese non rappresentano nemmeno 300 parlamentari all'interno a Roma, quindi alla fin fine con 300 parlamentari poco si cambia su uno scenario di 945 parlamentari, e tutto ciò che adesso viene depredato di risorse non possono restare qua proprio perché non si ha la forza contrattuale per poterlo fare. La Costituzione italiana risponde agli stessi trattati internazionali che l'Italia ha sottoscritto, per nostra fortuna. L'Italia ha sottoscritto anche il Trattato di New York e non solo, fa parte anche dell'ONU, che prevede il diritto di autodeterminazione dei popoli. Questo significa poter ascoltare quello che i cittadini dicono in maniera democratica e quindi poter consultare i cittadini su questo. Noi proprio stiamo spingendo proprio perché queste riforme siano rapide e veloci, e contrariamente a quanto fanno i grillini, che propongono sì soluzioni ma poi restano fissi, fermi, senza nemmeno, secondo me a volte collaborare con altri, perché sicuramente si punta il dito verso a chi finora ci ha portato, no? Su questo baratro, e puntate il dito contro, ma si può fare tantissimo perché comunque sono persone che vivono la realtà, la drammaticità di questa realtà, e quindi insieme si possono trovare delle soluzioni, tra cui quella appunto che proponiamo noi, che è quella del referendum. E proprio a maggio diventa urgente la discussione in Consiglio regionale della proposta 342, che prevede un referendum qui in Veneto il 6 di ottobre. Quindi quello che io chiedo ai veneti oggi è di prepararsi per questo referendum, cioè quello di andare a capire qual è questo percorso, quali sono i nuovi scenari che si aprono, sapere che il Veneto può diventare una realtà indipendente e sovrana. Su questo, nonostante questo periodo di crisi, come prima si accennava, che tutti viviamo,
Noi abbiamo trovato degli imprenditori che sono disposti a finanziare questo referendum, cioè sono disponibili a mettere quei circa 300.000 euro che servono per tenere un referendum in Veneto, che Zaia dice che in questo periodo di crisi ovviamente è difficile trovare nuove risorse per una consultazione referendaria, ma ci sono imprenditori che a noi ci sono proposti per poter pagare questo referendum, perché dicono tra la prospettiva di chiudere e lasciare a casa centinaia di dipendenti è meglio invece sentire i veneti e dare una svolta decisiva di cambiamento al nostro paese. Il Veneto ha una velocità differente rispetto agli altri e ricordiamolo che la crisi che viviamo oggi non è una crisi che è economica, che è una crisi che con fatalismo dobbiamo accettare e subire. È una crisi che deriva dal sistema, dalla tassazione, dalla mancanza di giustizia, dalla burocrazia, da tutto quello che sappiamo che uccide le nostre aziende, e quindi si preferisce andare con un'azienda sana in Austria, si preferisce andare in Slovenia piuttosto che restare qua, oppure chi come me gestisce un'azienda sa che mai potrà trovare un investitore estero magari, perché nessuno è così folle da venire a investire qui, nonostante qui ci sono le eccellenze, sappiamo in tantissimi settori, e fortunatamente ancora adesso danno Facciamo lavoro. rispondere a questa domanda l'onorevole Rubinato e anche De Paoli, cioè se volevano sapere se siete favorevoli a un referendum per l'indipendenza. Ma guarda, io sulle regioni avrei tanto da dire, però in Italia noi a volte pensiamo al Veneto come isola felice o isola infelice. È il sistema regionale che è assurdo, perché abbiamo regioni ordinarie e regioni a statuto speciali. Ma io guardo anche l'Alto Adige, guardo anche il Trentino, perché alla fin fine abbiamo situazioni che sono completamente diverse, sia a sud che a nord. Alla fin fine il Veneto, perché sta a mio parere un po' peggio, perché è schiacciato da nord e da sud, ed esistono situazioni che sono contingenti, reali. Quando dico che se io potessi, va bene, farei anche un referendum per andare sotto Bolzano, ma non perché mi sento bolzanino, quanto perché loro hanno realtà fiscali diverse. Allora, se facciamo un discorso fiscale, economico, io, se potessi, farei anche un bel referendum per andare sotto la provincia di Bolzano. Mi sentirei in questo modo qui anch'io bolzanino, o presso, ma non perché lo sono, ma perché oggi è un fatto puramente economico. Allora, se facciamo un discorso economico, tutti i ragionamenti sono validi. Se facciamo un discorso reale e serio, bisognerebbe comunque eliminare quelli che sono privilegi che oggi non hanno più senso di esistere. La domanda è, voi siete favorevoli a dare la parola ai cittadini, che i cittadini possono decidere democraticamente? Ma sicuramente si può, però bisogna capire un attimo cosa si vuole fare, perché l'indipendenza va vista sempre collegata all'interno di un sistema o meno Italia, e questo è il problema. Dobbiamo chiudere, ma una battuta. In democrazia dare la parola ai cittadini non è mai male, anzi credo poi alla fine questo tema dell'indipendenza, del referendum sull'indipendenza veneta viene fuori dal fatto che la politica negli ultimi 10-20 anni ha caricato di attese e di aspettative i veneti, no? Che attraverso il federalismo speravano di trovare delle risposte che non hanno ricevuto. Ad oggi siamo senza federalismo, con più tasse, meno servizi, meno opere pubbliche, quindi il contrario di quello che si diceva. Dovevamo dopo 10 anni, 15 che si parla di federalismo, avere di più e abbiamo di meno. Allora, premesso che siamo dentro una crisi globale che ci farà cambiare il modo di vita, lo stile di vita, non è solo uscire dalla crisi, è entrare in un nuovo mondo il tema. Io dico, sentiamoli pure i veneti, non è questo il tema, ma il problema è pensare a un'architettura che dia finalmente risposte alla domanda e ai bisogni del Veneto, che non a caso, come diceva il collega, sta tra due regioni a statuto speciale in questi tempi difficili, e quindi, come dire, chiede risposte diverse.